Buonasera ragazzi, non so dove sono tutti gli altri, ma non importa, che questa sera possiamo essere tutti con il cuore disposto a offrire culto al nostro Dio. Vorrei leggere alcuni versetti di Romani capitolo 11 dal 33 in poi. Ho profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie. Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato per primo e gli sarà contraccambiato? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Grazie Padre per questo sabato. Grazie perché per un'altra volta possiamo essere qui riuniti a offrirti culto, Signore. Che questa sera Tu possa parlare al nostro cuore e ricevere tutta la nostra lode, Padre. È questo che Ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Buonasera a tutti. Alziamoci in piedi nel nome di Gesù, che Lui è presente oggi qua. Vogliamo rendergli grazia, lode e consegnare a Lui il nostro cuore. Le persone giuste sono qua oggi. È quello che Dio voleva. Sia in pochi, sia in tantissime, la sua gloria si manifesta sempre. Amen. Importa che i nostri cuori siano veramente aperti, è quello che ho pregato oggi con i ragazzi, aperti e connessi con Dio, e che noi possiamo tutti in questo momento entrare nella nostra intimità con Dio senza pensare se c'è o non c'è qualcuno accanto a noi. Siamo solo noi e Dio in questo momento. Amen. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, io vivo. Innalzo
Cantalo più forte. 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 Cantiamo insieme. Più forte. Cantalo più forte. Davanti ai miei nemici. Cantalo più forte. Sopra l'incredulità. Cantalo più forte. Mi armo di una melodia. Cantalo più forte. Cantalo più forte. Cantalo più forte. Davanti ai miei nemici. Cantalo più forte. Sopra l'incredulità. Cantalo più forte. Mi armo di una melodia. Cantalo più forte. Il cielo guarda già per me. Cantalo più forte. Io canterò In mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Ora manca ancora, la speranza sorgerà. La morte è sconfitta, il re vivrà. alleluia. In alto un alleluia. In alto un alleluia. In alto un alleluia. Amen. Questa canzone che abbiamo appena cantato è stata scritta in un contesto di un problema molto grosso. Non so se avete mai visto. Hanno creato questa canzone in una situazione in cui c'era un pericolo di morte di un bambino e praticamente non c'era più cosa fare. E il scrittore di questa canzone, nel momento di disperazione, lui ha pensato, dai, cosa fare quando siamo davanti ai giganti e quei giganti che non possiamo fare niente? Mi do per sconfitto oppure cosa faccio? Cedo alla tentazione di fare cosa? E la risposta è questa canzone, innalzare un alleluia, rendere grazia, dare lode a chi merita la lode nelle situazioni più difficili della vita, quando c'è la tristezza, quando c'è l'amarezza, quando sembra che non c'è più soluzioni per niente. La soluzione in realtà è rendere grazie e innalzare il Signore con alleluia. Alleluia significa lode a chi merita la lode. E rendiamo lode a Lui. Non so se come va i vostri cuori oggi. Il mio cuore è stanco, sempre stanco. Ho una bambina che mi fa stanco. Ma il Signore è il mio riposo. Nonostante i problemi, nonostante tutto quello che ci circonda, noi rendiamo lode a Lui. Amen. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie.
Rendiamoci a Lui. Sono qui, stato davanti a te, vieni Signore, vieni Signore, portami corde d'amore a te, con io mi arrendo. Grazia inondami, Ho sete di te, ho sete di te. Lasciami alzo verso di te, parla mio Dio, parla mio io mi arrendo. Voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui.
voglio sentirti qui, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui. Amen. Potete sedervi. Amen, amen. È interessante quello che abbiamo cantato appena adesso. Compi, Signore, il tuo volere in me. E l'abbiamo chiamato O Re. Ed è molto bello il rapporto che noi abbiamo con il nostro Signore. Però è anche molto importante quello che abbiamo appena detto a Dio, no? Signore, non voglio fare quello che io voglio fare quello che tu vuoi. Sono parole davvero molto molto forti e parzialmente parleremo di questo durante la predica di questa sera. Perché come sapete nelle ultime settimane abbiamo iniziato un'iniziativa qui in chiesa chiamata la Sentinella di Preghiera. Chi è stato nei campeggi degli giovani e degli adolescenti sa che cos'è la sentinella. Significa mettersi continuativamente a pregare, una persona va a pregare per il resto del campeggio e stiamo facendo una cosa del genere con la Chiesa. Se non avete ancora dato la vostra disponibilità, fatevi vivi, come vedremo oggi la preghiera è fondamentale, perché è proprio il tema della predica di questa sera. Come vedete ci sono riflessioni nei gruppi che parlano della preghiera, si parla spesso nei nostri culti di preghiera, perché è una delle azioni più importanti della vita cristiana ed è un'azione che non può mancare nella nostra vita. E io vorrei iniziare questo culto con una domanda che vorrei segnasse un po', che fosse sempre nella tua mente mentre ascolti quello che il Signore dice stasera. E la domanda è: quanto assomigli a Gesù? Se io potessi prendere Gesù, così come è stato su questa terra, come ha camminato su questa terra, come si è comportato, e lo mettessi accanto a te, a vivere la tua stessa vita, fare le tue stesse attività, nella stessa famiglia, nella stessa scuola, nello stesso luogo di lavoro, con gli stessi impegni, gli stessi hobby, tu e lui avreste lo stesso comportamento? Direste le stesse cose? Fareste le stesse azioni? Il tema della predica di oggi è la santificazione attraverso la preghiera. E la santificazione è un'azione di Dio, così come la salvezza, per esempio. E noi possiamo respingere questa azione, cioè rendergliela difficile, o possiamo permettergli di farla, facilitarlo. Queste sono le nostre possibilità. Santificarsi significa permettere a Dio di trasformare la nostra vita e di renderci più simili a Cristo. E quindi la domanda è: come può la preghiera aiutarci in questo? Lo vedremo direttamente dalla vita di Gesù. Preghiamo per il messaggio che il Signore ci vuole dare. Signore, ti voglio ringraziare per la tua parola. Ti voglio ringraziare, Signore, perché tu ci hai dato la possibilità di alzare questa lode a te. E noi ti preghiamo di ricevere questa lode, perché tu sei il nostro Re, sei il nostro Signore. Ti prego, Padre, che tu ci possa insegnare il tuo messaggio questa sera e che tu possa santificarci con la tua parola, Signore. Che tu ci possa rendere questa sera più simili a Cristo. Nel nome di Gesù. Amen. Tra i 4 Vangeli che sono stati scritti, uno è stato scritto dall'Evangelista Luca, che ha dato un grande rilievo alla vita di preghiera di Gesù. Quindi vi invito ad aprire subito le vostre Bibbie lì nel Vangelo di Luca, perché citeremo
un po' di versetti e sarà utile fare zapping da un capitolo all'altro. Gesù viene spesso rappresentato da Luca nel passare un tempo privilegiato e prolungato in presenza del Padre, in preghiera. E per esempio nel terzo capitolo di Luca vediamo che Gesù nella sua prima apparizione pubblica da adulto a tutte le persone, il suo battesimo, stava pregando. In Luca 3, versetto 21 c'era scritto: «Ora, mentre tutto il popolo si faceva battezzare e anche Gesù fu battezzato, e mentre pregava si aprì il cielo e lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea come una colomba, e venne una voce dal cielo che diceva: Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». 2 capitoli dopo, in Luca capitolo 5, noi adesso abbiamo visto che lo Spirito è sceso su di lui, il Padre l'ha annunciato a tutte le persone proprio in un momento in cui Gesù pregava. Ma 2 capitoli dopo, in Luca capitolo 5, noi vediamo Gesù non farsi distrarre dalla celebrità che stava accumulando, dalle folle di persone che lo circondavano, ma anche nei momenti in cui stava diventando famoso come un guaritore e un grande predicatore, lui dedicava un tempo di preghiera. Vediamo in Luca 5,16, e mentre la folla lo cercava, Luca riporta: ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Immaginate, stai diventando una celebrità e comunque ti prendi del tempo da dedicare al Padre, un tempo da dedicare alla preghiera. Nel capitolo dopo noi vediamo Gesù che decide che lui non vuole fare da solo il suo ministero, lui vuole che ci siano delle persone a fianco a lui. Gesù è sempre stato e sempre sarà molto molto sociale. E noi vediamo che quindi lui deve prendere una decisione delicatissima, deve scegliere gli apostoli. E cos'è che ha fatto per scegliere gli apostoli? Luca 6, versetto 12. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Avete mai passato tutta la notte in preghiera per una decisione? Dovete decidere quale scuola, quale lavoro prendere, se iniziare una relazione, se trasferirvi in un paese. Avete passato ore e ore e ore a pregare Dio, a chiedergli cosa fare, come decidere? 3 capitoli dopo, in Luca 9, noi vediamo, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, che è stato uno dei più famosi dei suoi miracoli, che ha colpito molto il popolo di Israele, noi lo troviamo di nuovo a pregare, appena prima che Pietro lo riconosca come il Cristo. E Luca 9,18 scrive: un giorno, mentre egli pregava da solo, i discepoli erano con lui, ed egli li interrogò dicendo: chi dice la gente che io sia? Pochi versetti dopo, 28 e 29, noi vediamo che sta per avvenire il momento della trasfigurazione, un momento in cui Gesù mostra la sua gloria, dichiara in modo inequivocabile ai 3 apostoli che erano con lui che Gesù è Dio, lui ha mostrato la sua divinità, e vediamo in quei versetti che dopo che Pietro l'ha riconosciuto e dopo che Gesù ha spiegato agli apostoli qual è il prezzo di seguirlo, leggiamo: circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, l'aspetto del suo volto divenne altro e la sua veste era candida e sfolgorante. Verso la fine del Vangelo di Luca, nel capitolo 22, noi vediamo uno dei momenti più difficili della vita di Gesù. È il momento in cui sta per essere sacrificato, il momento in cui sta per andare sulla croce. E lui si trova nel giardino del Getsemani, ha fatto l'ultima cena, ha alzato l'inno al Signore, va nel giardino insieme ai suoi discepoli, e leggiamo in Luca 22,39: poi uscito andò come al solito al Monte degli Ulivi e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate di non entrare in tentazione. Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e postosi in ginocchio pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ricordate quello che abbiamo cantato prima durante la lode? Vogliamo fare la lode del Signore, giusto? Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo, ed essendo in agonia egli pregava ancora più intensamente, e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra.
Dopo aver pregato si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. Vediamo com'è la vita di preghiera di Gesù. E non sono tutte le occasioni in cui lo vediamo pregare, no? Ce ne sono davvero, davvero tante. Troviamo occasioni in cui Gesù ringrazia il Padre, tantissime, in cui Gesù prega per qualcuno, benedice qualcuno, chiede qualcosa a Dio, al Dio Padre. E noi vediamo che Gesù pregava con uno spirito di vera sottomissione al Padre. Lui desidera fare quello che il Padre desidera. Lui continua a ripetere varie volte: sia fatta la tua volontà, grazie per quello che tu stai facendo. E invece, andando un libro più avanti, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, noi vediamo una caratteristica estremamente interessante delle preghiere di Gesù. Gesù in quel momento aveva ricevuto notizia che uno dei suoi migliori amici, Lazzaro, stava per morire. E lui, da bravo amico, ha aspettato qualche giorno in modo che fosse sicuro che Lazzaro fosse morto, e poi è andato lì. E le persone gli hanno detto: ma che ci fai qui? Sei in ritardo. Perché sei qui? E noi sappiamo che Gesù era andato lì per resuscitare Lazzaro, per mostrare la gloria di Dio. E quindi Gesù viene portato davanti alla tomba, se la fa aprire, ha pianto prima per questo momento perché lui si commuove di fronte alla morte di Lazzaro, ma lui prega così al versetto 41. Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Molto interessante, no? Io so che tu mi dai tutto quello che ti chiedo. Come sarebbe la tua vita se Dio ti desse tutto quello che ti chiedi tutto quello che gli chiedi quando lo chiedi? È una domanda interessante da farsi. Vediamo quindi che Cristo prega costantemente. Prima di una decisione importante, lui prega. Nei momenti più disperati e tristi della sua vita, lui prega. Quando deve sostenere i suoi amici più cari, lui prega. Per guarire le persone, lui prega. Per sfamare la gente, lui prega. Quando è sulla croce, lui prega al Padre di perdonare le persone che l'hanno messo sulla croce. E questi sono solo alcuni esempi. Davvero, quando tornate a casa, sfogliate i Vangeli e cercate tutti i momenti in cui Gesù pregò. È molto interessante vedere quando e come Gesù prega. Ma lui non ha pregato solo in quei momenti là. Cristo sta pregando ancora oggi, in questo momento, e sta pregando in un modo davvero unico. Ma tornando a quello che lui faceva qui sulla terra, tornando a prima del Getsemani, tornando all'ultima cena, noi vediamo una lunga preghiera di Cristo, molto molto famosa, in Vangelo di Giovanni capitolo 17, la famosa preghiera sacerdotale. Lui ha pregato per i suoi apostoli e poi è uno dei versetti biblici in cui veniamo menzionati noi. E quindi è un momento speciale, giusto? Gesù sta pregando per noi in quei versetti. E leggeremo alcune parti, quindi preparatevi a saltare da un versetto all'altro del capitolo. E partiamo dal versetto 1 in cui viene scritto: Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. Versetto 3: Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Versetto 9. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. Ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Versetto 15. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Teniamo bene a mente questo versetto qua e il prossimo, il versetto 19. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità.
Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questi sono tra i punti centrali della nostra fede e qua Gesù sta parlando di noi. Nel versetto 20, quelli che credono in me per mezzo della loro parola, siamo noi. Se gli apostoli non avessero predicato, noi non saremmo cristiani. Quindi queste persone siamo noi. La vita eterna, ci dice Gesù, è conoscere Dio, in particolare conoscere Gesù, Dio Figlio, perché se conosciamo Dio Figlio, conosciamo tutta la Trinità. E poi è molto interessante, leggevo, preparandomi per questa predica, una predica di un altro pastore in cui fa una metafora molto interessante, perché Gesù dice: Padre, tu mi hai dato gli apostoli, tu mi hai dato i cristiani, mi hai dato i credenti. E questo pastore faceva un paragone molto interessante, perché lui diceva che il Padre ha fatto con Cristo quello che un padre terreno fa con sua figlia il giorno del matrimonio. La accompagna e la dà allo sposo. È Dio Padre che accompagna la sposa, la Chiesa, tutta la Chiesa dei credenti, e la consegna al figlio, che è lo sposo. Gesù dice che lui ha santificato se stesso per santificare noi. E quindi noi vediamo che Dio ci rende santi, che è il tema di questa sera, come santificarci, attraverso il suo sacrificio e attraverso la sua parola. E questo è quello che Cristo chiede al Padre. Padre, fa che avvenga questo, e come abbiamo visto prima, il Padre realizza tutto quello che Cristo gli chiede. Questa è una preghiera che sappiamo che il Padre realizza, che Cristo, il tuo Dio, sta facendo per te e per me. Ha fatto per te e per me. E sappi che Cristo continua a pregare per noi, in un modo unico e speciale, come dicevamo. Lo vediamo un libro dopo, nella lettera ai Romani, 2 libri dopo, scusate, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 26, in cui Paolo scrive, parlando dello Spirito Santo: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quindi noi preghiamo male, ma lo Spirito Santo ci aiuta a pregare meglio al Padre. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Qualche versetto dopo, al 34, parlando di noi, Paolo scrive: chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi Gesù, dopo essere andato sulla croce, essere morto, essere risorto, è andato in cielo e adesso sta facendo a tempo pieno il tuo avvocato. Ogni cosa che fai, ogni errore che fai, Cristo si gira verso il Padre e dice: perdonalo per favore, non sa quello che fa, perdonalo e dagli un'altra occasione. Questo è quello che fa Gesù ogni giorno. E allo stesso tempo tiene unito l'universo e allo stesso tempo è in mezzo a noi in questo momento. È una persona molto indaffarata Gesù, ma trova sempre tempo per noi. E vediamo nella lettera agli Ebrei invece, capitolo 7, che lo scrittore scrive: egli invece, Cristo, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Non ci sarà un altro sacerdote che si deve passare, è Cristo il sacerdote per tutti noi. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Cristo vive per intercedere per te. Cristo è capace di salvarti perfettamente. Non so se il diavolo ti ha mai messo la pulce all'orecchio dicendo: ah, ma tanto Cristo non ti può salvare, ma tanto il tuo Dio non ti ascolta, le tue preghiere sono inutili, tanto ho vinto io. Non so se avete mai avuto questi momenti di disperazione, questi momenti in cui la speranza è crollata, perché Satana è così che lavora. Perché Satana sa quanto più potente di lui Dio è. E se noi smettiamo di chiedere l'intervento di Dio, Satana ha margine di manovra. Ma se noi insistiamo e continuiamo a mettere la nostra volontà al secondo posto e al primo posto la volontà di Dio, pregando e pregando e pregando, Satana non ha più potere sulle nostre vite ed è Dio quello che agisce.
E quindi noi vediamo che Gesù è il nostro grande sacerdote, mette una buona parola per noi di fronte al Padre. Quando noi pecchiamo è Gesù che ci fa da intercessore e ci aiuta a chiedere perdono. E ora la domanda cruciale da cui siamo partiti è: come possiamo assomigliare di più a Gesù? In particolare, come possiamo pregare come Gesù? E quindi noi ritorniamo ai Vangeli, dove si racconta la vita di Gesù, perché ci sono, come abbiamo visto, tanti episodi in cui Gesù prega. E davvero, se tu non hai idea come pregare, mi capita spesso nella scuola domenicale che io indico un bambino, gli chiedo: puoi pregare? E il bambino con questa faccia furba dice: no, io non so pregare. E magari succede anche con gli adolescenti. Mi raccomando, dopo nei piccoli gruppi chiedete a chi non prega mai di pregare, perché noi sappiamo pregare. E se non sappiamo pregare, possiamo aprire i Vangeli e spiare quello che faceva Gesù, come pregava Gesù. Dopotutto questo è quello che hanno fatto anche gli apostoli. Leggiamo in Luca 11, versetto 1, quando Gesù sta per insegnare il Padre Nostro, c'è scritto: Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Perché gli ha fatto questa domanda l'apostolo? Perché aveva guardato Gesù. L'avevano visto andare a pregare, l'hanno visto mettersi in ginocchio, unire le mani, iniziare a pregare, e lo hanno guardato come faceva. E da qui è venuta la domanda, da qui è venuta la curiosità. Ma come prega Gesù? Gesù mi insegna a pregare. E a furia di guardarlo, loro hanno desiderato questo. E così dobbiamo fare anche noi. Non sai come pregare? Davvero non sai che parole usare? Ti sembra che le tue preghiere siano sbagliate, che davvero non siano adeguate al Signore? Apri la tua Bibbia, vai a vedere Cristo e vai a vedere come pregava Lui, con le sue parole. Dopo quella richiesta, Gesù insegna una delle preghiere più sintetiche della cristianità, il Padre Nostro. Leggeremo la versione che riporta Matteo, perché ce ne sono due, e quindi in Matteo capitolo 6, versetto 9, Gesù ci insegna il Padre Nostro. So che nella nostra Chiesa non siamo abituati a usare formule, ma davvero io vi raccomando di leggere spesso questa preghiera, perché è il minimo, il succo di quello che dobbiamo chiedere al Padre. E Gesù disse: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Come dicevamo prima, come nella canzone, sia fatta la tua volontà. Se viene fatta la sua volontà, quale volontà non viene fatta? La mia. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. È bellissimo, è molto bello questo passaggio, è molto bello il Padre Nostro, perché vediamo velocemente quello che dice. Padre nostro, io riconosco che sei mio Padre, riconosco che sei in paradiso, riconosco che il tuo nome è santo. Io ti chiedo, Signore, di far venire sulla terra il tuo regno. Io chiedo che sia fatta la tua volontà. Ti chiedo di darmi il pane, oggi quello che mi serve. Ti chiedo di perdonarmi nella misura in cui io perdono gli altri. Quindi attenti prima di fare questa preghiera, perché Dio vi ascolta quando pregate. E ti chiede anche, e chiedi anche al Padre: proteggimi dalla tentazione. C'è praticamente tutto, giusto? È una preghiera fondamentale. E di nuovo c'è quel punto che continua a tornare. Sia fatta la tua volontà. E questa qui è la santificazione. Cosa vuol dire santificarsi? È un'azione che Dio fa nella tua vita dopo che tu ti converti. È il battesimo, con la conversione, tu rinasci, diventi una nuova creatura, sei un piccolo bambino spirituale che va in giro e fa casino per il regno di Dio, ma i bambini piccoli diventano grandi. Il processo di diventare grandi nella fede si chiama santificazione. È difficile passare da essere bambini a essere adulti, vero? Non pagavamo le bollette da bambini, ma è una delle parti necessarie della vita, diventare adulti.
nella vita terrena, nel corpo, ma anche nello spirito. Quindi non è sufficiente convertirci, quello è sufficiente alla nostra salvezza. Gesù ha pagato perfettamente e noi siamo salvi, ma ora c'è tutto l'altro film. Cioè, il battesimo è l'inizio del nostro film. Se tu inizi un film e poi spegni la TV, non è un gran film, giusto? Dobbiamo continuare, dobbiamo andare avanti, dobbiamo santificarci, dobbiamo vivere una vita insieme a Cristo. Questa è santificazione. E se noi vogliamo pregare in modo efficace, dobbiamo pregare così. Dio fa che le cose vadano come tu desideri che vadano. Signore, se tu vuoi che io abbia questo lavoro, e poi magari ricevi un rifiuto. Signore, se tu vuoi che io abbia questa casa, e magari la casa non va bene. Signore, se tu lo vuoi, che io e questa ragazza o questa ragazza possiamo metterci assieme, e magari la relazione non parte, non funziona. Però qual è il punto? Che tu ti focalizzi, sia fatta la tua volontà. Non si è realizzata quella situazione dopo che io ho pregato e pregato per questo? Non era la volontà di Dio. Questa è una preghiera sottomessa. È una preghiera in cui tu stai dichiarando al Signore: a me non importa quello che voglio io, a me importa, io voglio quello che tu, Signore, vuoi. E non è semplice, non è per niente semplice. Però è una preghiera molto forte, è una preghiera molto coraggiosa, è una preghiera che Dio ascolta. Leggiamo nella lettera di Giacomo, al capitolo 4, un tipo di preghiera che Dio non ascolta invece. In cui l'Apostolo scrive: voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate, fate la guerra, non avete perché non domandate. E qua funziona, no? Non chiedo al Signore una cosa e non la ottengo. Va bene, ma l'Apostolo va avanti. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Signore, dammi quella ragazza perché è bella. Signore, dammi questo lavoro perché tanti soldi mi prendo la macchina nuova. È così la logica di Dio. Quando noi preghiamo per il nostro cuore egoistico, perché io voglio quella ragazza, io voglio quella casa, io voglio quel lavoro, io voglio quella promozione, io voglio quel voto, non voglio studiare, voglio il 10. Signore, fammi avere il 10, non me ne frega di studiare. Capite? Questa è una preghiera egoistica, in cui tu chiedi: cos'è che il Signore può dare a me? E usiamo il Signore come un genio della lampada, come una lista di Babbo Natale, giusto? Ma non è così che Gesù faceva. Gesù pregava avendo estrema cura di chiedere solo quello che era nella volontà di Dio. E com'è che lui conosceva la volontà di Dio? Perché passava tantissimo tempo con Dio. Per scegliere gli apostoli, lui ha passato una notte di preghiera. Hai mai passato l'intera notte a pregare per qualcosa prima di scegliere un lavoro, un partner, una casa nuova, qualunque cosa? Queste sono cose essenziali, sono importantissime. Gesù passava molto tempo con la parola, con i farisei. Lo vedete che lui recita a memoria la parola senza nessun problema. Gesù era immerso nella parola di Dio, perché Gesù è la parola di Dio. Lì possiamo trovare la volontà di Dio. Prega che sia fatta la sua volontà. Prega perché quello che tu vuoi venga messo da parte e sia fatto quello che Gesù vuole. E dopodiché, un altro modo per essere come Gesù, il famosissimo versetto di Prima Tessalonicesi 5,17, in cui Paolo scrive: non cessate mai di pregare. Gesù ha pregato in privato, ha pregato in pubblico, ha pregato a Gerusalemme, sui monti, nel deserto, di notte, di giorno. Lo abbiamo visto pregare ovunque. Se tu aspetti un posto comodo per pregare, ricordati che Gesù ha pregato sulla croce. E se è comodo pregare con i chiodi nelle mani, io dubito, ma lui ha pregato anche in quel momento. Gesù ha pregato nei momenti più terribili della sua vita, finché non gli stava gocciolando sangue. Ha pregato nei momenti più felici, dopo i grandi miracoli di Dio. Restava lì beato a farsi il mare di folla? No, andava in un luogo isolato e ringraziava Dio per il miracolo che era avvenuto, ringraziava il Padre. E quindi prega in ogni tempo, non cessare mai di pregare. Da appena sveglio, prega. Ti senti annoiato? Prega.
sei arrabbiato, sei felice, sei triste, hai una qualche emozione da gestire, portala davanti a Dio. Ma non voglio disturbare Dio. Tranquillo, alla peggio ti dice lui che lo stai disturbando. Non lo farà, però tu disturba Dio, parla con Dio. Sei arrabbiato con lui? Prega, diglielo, Signore, sono arrabbiato con te. Signore, secondo me ti stai sbagliando. A lui piacciono queste preghiere. Leggete i Salmi, leggete nel libro dei Salmi che cosa Davide si permette di dire a Dio. Tranquilli che Dio ha le spalle grosse è in grado di gestire le vostre preghiere. E oltre a questo, è molto buono che tu preghi da solo, che tu preghi con umiltà, nel silenzio della tua cameretta, come dice Gesù, ma non è l'unica cosa che Dio ci chiede di fare. Una delle cose più preziose, so che siamo una generazione molto timida, molto introversa, ma quello che Gesù ci chiede di fare è pregare gli uni per gli altri. Pregare per gli altri e pregare con gli altri. Lui prega continuamente per i suoi apostoli, lui prega continuamente per noi e così dobbiamo fare anche noi. A noi capita spesso di pregare io, il mio bisogno, la mia casa, la mia macchina, la mia necessità, la mia salute. Abbiamo mai pregato per la salute del nostro fratello, per la macchina del nostro fratello, il lavoro, la scuola del nostro fratello, della nostra sorella? Abbiamo mai pregato per la famiglia delle persone attorno a noi, per la felicità delle persone attorno a noi, per il rapporto con Dio delle persone attorno a noi? Nel capitolo 5 di Giacomo, questo versetto famosissimo, e l'Apostolo dice: confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri. E già qua non lo facciamo. Confessare, essere veritieri, sinceri. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Il peccato ti ferisce la vita, ti ferisce i tuoi genitori, la tua famiglia, la scuola da giovane o qualunque dinamica può capitare, lascia ferite dentro di noi ed è il pregare con i fratelli che ci guarisce dentro. E l'Apostolo aggiunge la preghiera del giusto, cioè quello che Gesù ha reso giusto, cioè te che credi in Gesù, ha una grande efficacia. Vuoi che la tua preghiera abbia una grande efficacia, sì o no? O vuoi che rimbalzi su un muro di gomma che ti sembra che tu chiedi e non ricevi, tu chiedi e nessuno ti ascolta? Prega come Cristo, prega per la volontà di Dio, prega che tu sia santificato, prega che il tuo fratello sia santificato, prega per le necessità delle altre persone. E quindi per concludere, come penso che si possa intuire dall'argomento, vi proporrò un piccolo esercizio, chiamiamolo di socializzazione. Avete 5 secondi per lamentarvi di questa cosa. Quindi, adesso prendete tutta la vostra, mi sfugge il termine, il vostro essere introversi, mettetelo in tasca, per questa sera siate estroversi, siate forti e coraggiosi. Adesso quello che vi propongo di fare è di andare qui in questa chiesa, in questa stanza, da una persona che conoscete poco. Non andate con l'amichetta di sempre, non andare con l'amico di sempre, non andare con il familiare, andate con una persona che conoscete poco. Punti bonus se avete problemi con questa persona, perché così è più dinamico il tutto, e pregate per questa persona. Pregate per questa persona. E il mio invito è: prenditi del tempo per ringraziare Dio per la vita di questa persona e prenditi del tempo per chiedere a Dio che la sua volontà sia fatta nella vita di questa persona. Ora io resterò qui a intercedere per voi, a pregare per le vostre preghiere. Vi invito ad alzarvi, a sparpagliarvi e a trovare persone per le quali pregare. Mi raccomando, non sempre le stesse persone, punti bonus se non le conoscete o se ci parlate poco. Se siete dispari potete fare un unico gruppo da 3, un solo gruppo da 3. Bene, pregate.
Preghiamo insieme. Chi ha già finito può pregare per le altre persone che non hanno ancora finito, per intercedere. Sono momenti davvero speciali questi. Invito qui davanti il gruppo di lode per andare verso la fine del nostro culto. Ma prima di pregare per voi voglio lasciarvi un'immagine che penso possa essere utile, una o due immagini. Non so se avete mai visto documentari sulla savana, su questi posti in cui ci sono grandi predatori che danno la caccia agli erbivori. E non so se è una vecchia teoria zoologica, a me l'avevano insegnata così. Sapete perché le zebre sono bianche e nere? Perché sono fatte così. Una delle teorie che dicevano è perché in questo modo la massa di zebre tutte quante assieme
confondono la visione del leone, del giaguaro, del predatore che c'è là attorno, e quindi il predatore fa fatica a attaccare le zebre quando sono insieme. Questa è una cosa che tutti gli erbivori fanno, lo stare insieme per evitare i predatori. E allo stesso modo immaginatevi di essere come tanti puntini su un foglio, ognuno di voi è un piccolo puntino. Ora il puntino da solo ha spazio attorno, spazio in cui il nemico si può muovere attorno tra un puntino e l'altro, ma se tra un puntino e l'altro noi iniziamo a creare collegamenti, linee, amicizie, rapporti d'amore, il nemico non ha più spazio per camminare. Questo è quello che la nostra Chiesa deve fare. Come quelle zebre, stare insieme, stare uniti, camminare fianco a fianco, pregare l'uno per l'altro. Magari la persona accanto a te è antipatica e ti ha fatto del male. Guardate al Vangelo, come Gesù si è comportato. Pensate a come Pietro ha trattato Gesù e a come Gesù ha trattato Pietro. Se c'è qualcuno che ti ha ferito nella tua vita, io ti invito a fare come ha fatto Cristo. Perdona e prega per queste persone. Non permettere a Satana di dividerti dalla tua Chiesa. Ora preghiamo tutti insieme per concludere. So che è molta preghiera in questo momento, ma è un'abitudine che dobbiamo prendere. Gesù sapeva pregare tutta la notte, dobbiamo imitare Lui, quindi ce n'è da fare per arrivare là. Preghiamo, ragazzi. Signore, io ti voglio ringraziare per questo momento, ti voglio ringraziare per questa Chiesa, per queste persone che sono qui. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie, Cristo, per il tuo prezioso sacrificio che ci ha salvato sulla croce. E grazie, Cristo, perché tu sei il nostro esempio, perché noi possiamo guardare a te. Grazie, Dio, perché tu ci santifichi ogni giorno attraverso la tua parola. Insegnaci a essere come te, Signore. Insegnaci a pregare come te, ad amare come te, a perdonare come te. Questo è quello che ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Su di te ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te. Ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Su tutta la famiglia e sui figli e tuoi
lodiamoti e ti ringraziamo perché, Signore, su di noi di generazione a generazione e nessun male può toccarci, perché la tua protezione è sempre su di noi, il tuo amore è sempre con noi. Grazie per il tuo sacrificio, Gesù. Grazie per il tuo coraggio. Nel nome di Gesù. Amen. Vi rubiamo qualche minuto ancora per gli avvisi. Allora, il sabato 8 marzo alle 18:30 ci sarà l'Aga Lode. Sarà un momento di lode, comunione e adorazione, quindi siete tutti invitati, invitate i vostri amici, nemici, tutte le persone, insomma. E il 16 marzo invece alle ore 10:30 ci sarà il culto per celebrare l'anniversario della nostra chiesa. È una domenica, quindi siete invitati ad essere qua la mattina con noi. E per i piccoli gruppi stasera con le giovani e le adolescenti ci sarò io, quindi seguite me. Con i giovani maschi ci sarà Emanuele, che è là dietro. Con gli adolescenti maschi ci sarà Samuel. Alza la manina, Samuel. Ed è questo. Ah sì, Ipre, con Maggie e Joshua. Scusate. Preghiamo per finire il nostro culto. Vi chiedo di alzarvi in piedi per pregare. Signore, noi ti ringraziamo, Padre, per questo culto. Ti ringraziamo, Signore, per l'opportunità che abbiamo di essere qui, di essere nella tua presenza, Padre. Ti chiediamo, Signore, che tu possa modellarci, Signore, come tu vuoi, che la tua volontà, Signore, sia fatta nelle nostre vite, Padre, che noi possiamo avere il coraggio, Padre, di lasciare la nostra volontà da parte, Signore, affinché la tua possa compiere nella nostra vita, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per ogni vita qua presente. Ti chiediamo, Padre, che il Signore possa accompagnarci in questa serata, Padre, che il Signore possa accompagnarci, Signore, in ogni giornata, in ogni giorno della nostra vita, Padre, che noi possiamo avere il nostro cuore disposto e disponibile, Signore, ad ascoltare la tua voce, Signore, indipendentemente di quale sia questa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Battiamo le mani. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora
forte. Cantalo più forte. Cantalo più forte. Cantalo più forte. Cantalo più forte. Cantiamo insieme forte. Cantalo più 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 forte. Deus abençoe. Deus vi benedica. Amém. Tchau.